Faceva il passeur, il corriere di armi, le trasportava dall'est europeo all'Italia del nord-est. Era un mercante di morte esattamente come coloro che gli hanno affidato le armi. Enrico Marchesini è stato arrestato dalla squadra mobile veneziana alle 21 di ieri sera. 70 anni, risiedeva a Mogliano, era un insospettabile, eppure nascondeva nel bagagliaio della sua auto, sotto la ruota di scorta, un Kalashnikov, una mitraglietta Scorpion con silenziatore e caricatori a mezzaluna e proiettili dalla devastante forza perforante. Armi da guerra che vengono impiegate dai russi e dagli israeliani e che nel terzo millennio trovano nella vita civile un vasto impiego tra i predatori che assaltano i furgoni blindati o organizzano rapine. Anche la rapina assisa del match point di Marghera il 19 di febbraio, gli autori, i rapinatori armati di Kalashnikov nell'occasione non esitarono a sparare un colpo subito appena entrarono alle 22 della domenica sera all'interno dell'assisa del match point che poi fu rapinato. Il suo nome è emerso dalle indagini che hanno portato il 16 maggio scorso a 17 arresti, alla cattura di una banda dedita a rapine guidata dalla vecchia guardia della Riviera del Brenta. Da allora Marchesini è stato pedinato e fermato in provincia di Udine mentre stava tornando nel Veneto. Per il questore di Venezia, Vincenzo Roca, si tratta di un arresto che voleva stroncare sul nascere altri delitti. Questi soggetti diventano sempre più forti, più aggressivi, fanno i crimini sempre più efferati e allora la nostra tecnica, che io cerco sempre di riassumere con frasi efficaci, la volta scorsa ho detto che non si fanno pettinature, mi si tagliano le teste, stavolta ho detto che si strongono le gambe, ma il concetto è sempre solo ed esclusivamente uno: il crimine si contrasta subito e con efficacia.